Il maltempo ha fermato il mandorlo in fiore. La pioggia caduta ieri pomeriggio ha convinto l'amministrazione comunale di Agrigento, d'intesa con l'ente parco archeologico, a rinviare l'attesa fiaccolata dell'amicizia, slittata di 24 ore. Intanto è stato annunciato che il Tempio d'Oro verrà assegnato quest'anno con il voto popolare. Sarà la comunità a decidere quale gruppo folk internazionale insignire. Ad annunciarlo è stato il direttore del Parco archeologico Giuseppe Parello. Sarà in particolare il pubblico che parteciperà alle 2 serate del festival in programma domani e sabato, ma anche il pubblico del web a scegliere, ha spiegato Parello. Per votare ci sono 2 possibilità. Agli spettatori che assisteranno ai 2 spettacoli sarà consegnata una scheda sulla quale ognuno sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza. Stessa cosa sarà possibile fare collegandosi alla pagina Facebook, Instagram e nei canali web del 73° Mandorlo in Fiore, cliccando sul link dedicato al voto. E oggi è la giornata del testimonial d'eccezione degli eventi legati alla Mandorlara. Filippo Lamantia, l'oste e cuoco, come lui stesso ama definirsi, nel pomeriggio con inizio alle ore 18 sarà protagonista al Palacongressi del villaggio Mosè. Non si può festeggiare il mandorlo in fiore senza celebrare, in un contesto di arte e cultura, pietanze ed eccellenze che in qualche modo, fanno sapere gli organizzatori Totò Collura ed Emanuele Farrugia, sono strettamente legate a questo importante frutto della nostra terra. E la Mandorlara 2018 gode del sostegno della CNA Sicilia. Le vetrine prestigiose vanno sempre accompagnate e sostenute, spiegano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione, perché rappresentano uno strumento efficace per valorizzare sia le produzioni locali che le aziende impegnate nella lavorazione e nei processi di trasformazione. E la mandorla rientra certamente in questa ottica. E la concessione di questo patrocinio fa parte di una più ampia pianificazione strategica delineata dalla nuova governance della CNA Sicilia. Nei giorni scorsi è stato infatti siglato un accordo fra la Confederazione e l'Unione dei Cuochi Siciliani.